Siamo sempre con Carlo Valerio, presidente Confapi Padova. Allora, abbiamo affrontato una questione, l'altra qual è? L'altra è quella del reddito di cittadinanza. E qua siamo proprio... Allora, il reddito di cittadinanza è chiaramente... Li vede contrari, quindi? Assolutamente contrari, così Quindi come è formulato, ma anche industriali. proprio nel concetto di fondo. Perché è chiaramente una manovra legata a mantenere un elettorato di una zona molto precisa dell'Italia. Quindi è la fotografia ulteriore del fatto che l'Italia di fatto viene considerata divisa in due. Beh, ma lo è. Vabbè che lo è, ho capito, ma questa è conclamare questa cosa. Perché non funziona? Non funziona intanto perché è molto confuso, poi perché non va veramente a incidere su quelli che sono gli stati di difficoltà oggettivi, andando a valutarli a fondo. Le stesse somme, una parte di quelle somme, avrebbero potuto essere utilizzate in parte col meccanismo automatico che era già stato creato e poi in abbinamento con le amministrazioni locali, le quali sanno chi è in difficoltà o no. Però i centri per l'impiego non funzionano così bene, tanto è vero che non si riesce no, mai non quelle, i comuni. Io sto parlando della struttura di questo Stato che ha il contatto diretto con i cittadini da sempre e che i cittadini riconoscono come istituzione, cioè come Stato che è là. Se le stesse somme fossero state utilizzate sulla base di una serie di valutazioni incrociate che venivano fatte, probabilmente avrebbero avuto un'efficacia diversa. Ma anche in questo caso una parte delle somme che fossero state utilizzate invece per ridurre oggettivamente il costo del lavoro avrebbero fatto sì che il lavoro magari nascesse in un altro modo. Adesso li obbligano cioè, è tutto di fantasia. Ci sono questi accompagnatori, questi tutor, no? Che devono trovare a chi si trova, dopo aver fatto tutta una serie di trafile con una serie di paletti strettissimi, per cui vedremo quanti sono quelli che potranno andare a chiedere il reddito di cittadinanza, devono trovargli 3 posti di lavoro. Ma dove? Se il lavoro in quella zona non c'è, e non c'è per una serie di motivi, anche ambientali, diciamo così, cioè proprio di cultura e di legalità dei luoghi, non è che lo crei andando da qualcuno che va a cercartelo e poi ti fa 3 proposte. E quando fossero scadute quelle 3 proposte, cosa facciamo? Glielo togliamo? Ma è colpa loro, dopo che li abbiamo in qualche modo lusingati, il fatto che in quel posto di lavoro proprio non ci sia. O non è meglio forse creare degli strumenti che alleggeriscano il costo del lavoro, che prendano in considerazione la sostituzione dei posti di lavoro, dei ruoli in modo diverso e quindi... Cioè, cosa vuol dire? E cioè, per esempio, legandolo anche alla quota 100, cioè noi diciamo ci sono delle competenze che hanno i lavoratori di oggi che andranno perdute per sempre. Gli artigiani, ma non solo. Sempre passaggio allora, 4.0. Non possiamo immaginare di creare uno strumento per il quale chi deve andare in pensione non ci va del tutto, ma lavora magari mezza giornata e nel frattempo viene affiancato da qualcuno che sia in grado di accogliere le competenze che lui potrà trasmettergli. Cioè una visione nuova serve del futuro, perché il futuro di questa nazione è legato a una serie di modifiche che dovrà darsi sulla sua struttura e sulla sua organizzazione. E invece questo tipo di iniziative qua, cioè questi decreti, queste 2 cose qua, sono sassi buttati nello stagno. Ecco, ma secondo lei questa di nuovo, però per fare un ennesimo provvedimento di agevolazione delle aziende, come è stato fatto anche in passato, torna sempre a favorire, tra virgolette, sempre la solita classe, la solita categoria. Poi i lavoratori di fatto, soprattutto c'è una fascia di persone che lavoratore non è e che è lavoratore così a brandelli, non riesce mai ad abbracciare, a trarre nessun giovamento. Abbiamo visto che, anche a esito delle elezioni, non è una fascia trascurabile, è ben forte. E allora come si sarebbe potuto fare? Perché poi ci sono aziende virtuose, come dice magari... E ci sono anche quelle che non lo sono. E ce ne sono tantine che non lo sono, tra l'altro, soprattutto in certe zone d'Italia dove esiste questo problema. E non è una cosa facile. Noi avevamo uno strumento piuttosto agile che aveva funzionato molto bene e che poi naturalmente è stato cancellato perché non sapevano gestirlo. Sto parlando dei voucher.
Quindi lei dice i voucher potevano essere strutturati già come erano, ma strutturati in modo diverso, certamente, perché ogni singola euro di voucher porta con sé INAIL e INPS in qualche modo, cioè le due cose che sono a garanzia dei lavoratori. Non sono stati in grado di continuare con questo, che forse doveva essere amplificato ulteriormente, perché hanno detto ogni tanto c'è qualcosa che non funziona. Ma se c'è qualcosa che non funziona, la colpa non è di chi ne approfitta, è dello Stato che non è in grado di far rispettare le sue regole. Allora adesso vogliamo gonfiare le agenzie per il lavoro pubbliche dandogli tutta una serie di ulteriori incombenze? Perché non li abbiamo preparati ad andare a vedere davvero che cosa succedeva e a controllare rigorosamente l'impiego del voucher, che era una possibilità che veniva data di emergere dalla illegalità a persone che ne avevano bisogno, consentendo ad altri operatori che volevano in qualche modo provare a impegnarsi e a fare qualche cosa di proprio, di poterlo fare. E invece è tutto rigido qua da noi. Maggiore controllo. Ma certo, ma tutto sta nel maggior controllo. È la questione del Sistri di prima, no? Infatti, un esempio. Allora, 5-6 anni di documenti folli, io non vi dico cos'è per l'impresa, perché dico è costato tanto, sì, è costato tanto di tasse, ma cos'è costato in termini di organizzazione? Un qualche cosa che adesso viene semplicemente cancellato. Allora, o era utile o non era utile? Era utilissimo, ma non fatto così, perché tu non puoi accollare agli imprenditori l'onere di far funzionare le cose che tu, Stato, non sei in grado di controllare e far funzionare. Sì, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, sostanzialmente, certo, sì. Quindi diventava importante alla luce di fatti molto gravi che poi si sono che lo è, ma certo, ma l'intento è perfetto, deve essere anzi potenziato, invece, ma adesso è scomparso. Perché? Perché era tutta una struttura burocratica che doveva descrivere ogni singolo camion con tutto quello che c'era dentro, in teoria garantendo controlli che poi nessuno faceva. Perché erano solo documenti questi qua, che nessuno era in grado di controllare. Adesso non c'è più, no. È sostituito. Però gli obblighi ci sono. Quelli generali, non è che da domani uno inquina, ci mancherebbe altro, non inquina, non deve farlo, deve pagare penalmente soprattutto se lo fa, ma il modo di controllarlo sarà un altro, perché ogni volta che noi demandiamo all'imprenditore privato l'onere di controllare qualcosa che è tipico dello Stato, qualcosa comincia a non funzionare. Quindi, di nuovo, abbiamo necessità di far lavorare persone, le facciamo lavorare in quei livelli di controllo che sono necessari per garantire la legalità di tutto quello che lo Stato decide di fare. Io decido oggi che i voucher sono uno strumento utilizzabile, sarò inflessibile e capace di controllarne l'utilizzo. E a questo punto parliamo appunto di lavoro e si innesta il meccanismo dello staff leasing. Insomma, che cosa è successo? Che mutazione c'è stata? Allora, lo staff leasing, così spieghiamo a tutti che cos'è. È una specie di aumento piuttosto importante del lavoro delle agenzie di lavoro interinale. Che temevano invece di crollare. Esattamente, perché? Perché queste nuove regole molto confuse e piuttosto dilettantesche sul lavoro, che sono state appena emanate, tra l'altro con una certa carenza di decreti attuativi, hanno fatto una serie di danni. Tra questi danni ci sono i dubbi che gli imprenditori hanno di assumere anche quando ne hanno bisogno, perché prima almeno si prospettava un certo sistema, adesso questo sistema non c'è più. Quindi uno dice faccio fatica, perciò non assumo io, visto che a tempo indeterminato non posso più farlo oltre un certo periodo, non assumo io, assume l'agenzia interinale, la quale fa un contratto al lavoratore a tempo determinato, cioè molto più lungo, e somministra il lavoro di queste persone alle aziende che ne abbiano bisogno. Però c'è un costo. E questo è il punto. Allora, lo somministra alle aziende che ne abbiano bisogno. Tanto per tornare alla nostra dimensione, le nostre aziende non usano quasi mai questo sistema, a parte che è appena nuovo e non sappiamo neanche come funzionerà. Non lo usano perché a noi servono persone competenti e preparate nel ruolo specifico. Ma l'interinale esiste da moltissimo tempo, quindi... Sì, l'interinale esiste da moltissimo tempo, ma le aziende piccole lo usano soprattutto per capire
nell'emergenza, insomma. No, non solo, ma c'era un'altra funzione che svolgeva, è quello di dire, invece che assumere qualcuno, io lo prendo in interinale, lavora con me un anno e poi ho visto com'è. Esatto, e poi eventualmente... Benissimo. E questo tra l'altro non piaceva molto alle agenzie, perché gli portavamo via i migliori. Bene. Adesso cosa è successo? È successo che nessuno vuole fare i contratti a tempo determinato, quindi ci si rivolge alle agenzie, alle quali danno una risposta al mercato trovando figure professionali che assumono loro e che poi danno alle aziende. Ma nel momento in cui le aziende dovessero organizzarsi in modo diverso, le agenzie interinali si troverebbero a doversi far carico di una massa di lavoratori che hanno assunto per rispondere a un'esigenza di quel momento che magari poi varia. Questo è il meccanismo. E questa è la preoccupazione loro adesso. Allora, una cosa forse positiva di questo è che dopo che uno ha fatto tanti lavori interinali in più settori, magari diventa un po' più competente. Certo. Quindi la prossima volta che qualcuno cerca qualcun altro, trova qualcuno che non sia al primo impiego, ma qualcuno che abbia già capito com'è il mondo del lavoro. Quindi forse questo farà sì che l'eventuale assunzione di persone che lavoravano in interinale non sia più vissuto come un dramma dall'agenzia, ma anzi come una sorta di aiuto. Quindi un meccanismo che forse si metterà in moto. Però lei prima sottolineava una cosa fondamentale, che è il costo. Sì. Il costo del lavoro per l'impresa che ha l'interinale ha circa un 15-20%, che è giusto, perché l'interinale si assume una serie di responsabilità. Allora, se noi semplificassimo e chiarissimo i rapporti di lavoro e la tassazione sul lavoro, perché mai quella quota che noi diamo all'agenzia interinale non potrebbe essere data direttamente al lavoratore, migliorando le sue condizioni a parità di costo per le aziende? Ma per fare questo bisognerebbe mettere in piedi un meccanismo da controllare. E di nuovo torniamo a quello di prima. O ci mettiamo tutti a organizzare il mondo del lavoro in Italia in modo diverso, o ci troviamo in difficoltà. Ma fino a quando, e ancora purtroppo questo succede, ma sempre meno per fortuna, ci saranno i cascami della lotta di classe, per cui il padrone è di sicuro un imbroglione che tiranneggia i lavoratori e vive alle loro spalle. Il sindacato è il protettore in assoluto, questi si parlano, ma ci parliamo noi con i sindacati, ma certo. A volte i linguaggi sono... Sì, a volte. Però c'è una dicotomia dove diciamo in mezzo ci stanno moltissimi lavoratori, anche tanti giovani che sono avulsi da questo sistema perché... Credono di essere avulsi perché il sindacato comunque fa i contratti. Certo, non è che uno si iscrive o non si iscrive, il contratto viene fatto dai due sindacati delle due categorie, lavoratori e datori di lavoro. Torniamo con lei, guardi, la pubblicità è proprio incombente. Pubblicità, pochi secondi.